Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Come avete visto al titolo, oggi parleremo ancora di due libri che ho già proposto. Sono due libri dal tema cabalistico e due libri molto importanti. Sono la base per iniziare a avvicinarsi al mondo della Cabala in modo semplice, senza muri, senza cancelli, in modo che tutti possono accedervi senza fatica. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Ildegara Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Face e chiaramente anche Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 Ildegara Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico. Qui, come avete visto, ho messo la croce cosmica così che se lo guardate vi possa entrare nel subconscio e poi metterlo anche nell'inconscio, così che vi faccia da protezione. Ma iniziamo con queste due piccole introduzioni, questi due libri che voi ormai sapete, se seguite il Marietto Veneziano, che diciamo è molto sensibile a questi due libri. Il primo libro è qualcosa di colossale, scritto da Michael Ladman, I segreti del libro eterno. È praticamente una base molto importante per avvicinarsi a questa materia. È un libro semplice, con poche pagine, dal prezzo di 22 euro e ha circa, vediamo un po', 217 pagine, scritte in un carattere abbastanza grande, e per chi ce l'ha è proprio un dono dell'Eterno, perché in questo libro c'è condensato tutto il sapere del Vecchio Testamento con poche pagine, 217 appunto, e qui si capisce che tutti i patriarchi sono stati dalla nostra anima e questa anima nostra evolve, e come nel Pentateuco che evolve con questi personaggi, la nostra anima evolve nei tempi, quindi l'anima è sempre uguale, e questi stadi con questi vari nomi di personaggi che sono poi i patriarchi della nostra anima, praticamente sono esattamente i momenti basilari della nostra anima che evolve. Quindi I segreti del libro eterno, scritto da Michael Ladman, un libro abbordabilissimo, diciamo che è una base per chi si vuole introdurre. Questo libro è pieno di luce e praticamente è stato scritto dopo il 1995 ed è stato donato proprio a quelle persone che sono chiamate a questo cammino. Poi vediamo un altro libro, sempre sullo stesso tenore, di un altro scrittore, un altro maestro, Nadav Adar Crivelli. Vedete? Questo libro è Introduzione alla Cabala, prende da un altro punto di vista la materia e praticamente dice la stessa cosa, però in modo molto più diciamo in dettaglio, è meno filosofico ma più come si suol dire analitico. È sempre scritto come I segreti del libro eterno dalla casa editrice Psiche 2 e ha un prezzo abbordabilissimo di 28 euro. Chiaramente si può comprare in tutti i negozi online tipo Macro Librassi e il Giardino dei Libri, i migliori, come si suol dire, venditori online di libri, negozi. Ha 408 pagine, è scritto con lo stesso stile di scrittura dei segreti del libro eterno, e chiaramente un libro più analitico, parla sempre però della stessa materia, della Cabala, con un altro stile. Allora, riprendiamo cosa ho proposto oggi il vostro Marietto Veneziano. I segreti del libro eterno e Introduzione alla Cabala sono proprio il must che deve avere in casa, nella propria biblioteca, il ricercatore della vita eterna. Sono due libri importantissimi e questi due libri rilasciano delle luci proprie. Altro che andare a cercare la quinta dimensione, chi già detiene questi libri in casa, ve lo dice il Marietto, è sulla buona strada per ritornare alla Keter. Già avere dei libri di questo spessore, di questa potenza vibrazionale, secondo il Marietto è già un chiamato, è già un'anima antica che sta cercando di ritornare a casa.
Quindi Marietto vi consiglia I segreti del libro eterno e Introduzione a Kabbalah, il primo di Michael Lightman e il secondo di Nadav Adar Crivelli, due mostri sacri, sarebbe ancora riduttivo, ma due colossi della, come si dice, della divulgazione della materia della Kabbalah. Bene, cari amici, anche per questo piccola divulgazione su alcuni testi, perché alcune persone che non hanno visto queste pillole precedentemente, visto che ho già fatto più di 400 pillole, mi hanno chiesto di proporre questi due testi. Cioè mi hanno chiesto quale testo mi era consigliabile per iniziare, e oggi Marietto Veneziano prende l'occasione per ribadire I segreti del libro eterno e Introduzione alla Kabbalah, il primo di Michael Lightman, il secondo di Nada Adar Crivelli. Grazie cari amici per avermi ascoltato fino a qui. Il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Garda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche al lunedì sera alle 20:30 su Telegram i magici Arcieri Bertollini, dove alle 20:30 il Marietto e il Degarda, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!